Da dove arriva la stanchezza cronica o in generale i sintomi persistenti? Credo che il tutto arrivi da una grande pressione del non sentirsi abbastanza, dal non sentirsi amati, da non essere capaci di raggiungere dei risultati o averne paura di raggiungerli. Quindi una sorta di separazione, come ci si sentissimo estremamente separati da qualcosa, quindi non capaci. Certo che qualcosa deve essere successo per averci portato questa credenza dentro di noi, perché vedi, è una credenza limitante di sentirci separati da qualcosa. Quindi il costante voler raggiungere qualcosa all'esterno, non alla nostra portata, crea un grande dispendio di energia interno. Quindi adesso il lavoro è questo, del portare consapevolezza sulla nostra vita o comunque nel nostro corpo o nella nostra mente su quello che in questo momento non riusciamo a raggiungere. Cos'è che non riusciamo a sentire abbastanza? Il fatto di non essere capaci di fare qualcosa, non avendoci magari neanche provato, o magari avendoci provato ma esserci quasi autosabotati dal raggiungere quel risultato, perché magari c'erano delle credenze limitanti. Ecco, quando una persona mi dice: Alessio, ma in cosa consiste il tuo programma, il tuo metodo, come riesci a aiutare le persone? Io non aiuto le persone con le mie mani, in realtà non aiuto neanche loro direttamente, ma sono loro che si aiutano attraverso un cambio di frequenza, un cambio di vibrazione che deve arrivare però da te, da loro. Io posso solo dare il mio input e loro possono dall'altra parte rispecchiare questo input e provarlo dentro di sé, ma non magari 10 giorni, ma magari 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi. Non possiamo aspettarci che eventualmente un giorno del pensiero positivo possa cambiare 3 anni di dolore, giusto? Però tutto inizia da lì, dal capire che non ci sentiamo abbastanza o pensiamo di non essere abbastanza. Molte delle radici arrivano da questa credenza limitante.